Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Oggi parliamo di una cosa di cui non si parlava da tanto tempo, lo spread, però ne parliamo perché sta succedendo un qualcosa che tutto sommato vale la pena ricordare. Siamo molto molto vicini al pareggio fra lo spread italiano e quello francese. Spieghiamo 2 secondi per dire cosa significa, perché, insomma, dato che appunto sono cose importanti, è utile ricordare. Allora, lo spread, dicevamo, prima della crisi greca non sapevamo neanche cosa fosse, cioè vale a dire nessuno guardava la differenza fra un titolo di Stato di un paese dell'Eurozona e un altro, per un motivo semplice: la moneta è la stessa di tutti, per cui sono dei titoli esattamente uguali. Non dovrebbe esserci nessun tipo di differenza fra comprare un titolo di Stato del Portogallo e un titolo di Stato della Germania. Invece con la crisi greca, all'epoca abbiamo capito che c'era un piccolo problemino, che se per caso la Banca Centrale Europea si svegliava male, o 2 o 3 leader dell'Eurozona si svegliavano male anche loro, in quel caso erano la famigerata Merkel e il famigerato Sarkozy, e a un certo punto dicono: ma sai cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso che i titoli di Stato non te li rimborsiamo. Allora a quel punto l'investitore dice: no, aspetta, calma. Io sto dando i miei risparmi a una cosa che dovrebbe essere sicura. Gli uniche variabili che in teoria dovrebbero spingermi per comprare un titolo di Stato di uno Stato rispetto a un altro dovrebbero essere il tasso di interesse e la moneta in cui è realizzato. Per cui se io penso che il dollaro salirà nei confronti della mia moneta, a quel punto preferisco comprare dei titoli di Stato in dollari, perché significa che alla scadenza avrò un valore più alto rispetto alla mia moneta, e se il tasso di interesse del mio titolo di Stato è più alto rispetto a quello di un altro Stato, preferisco prendere i titoli di Stato del mio Stato, no? E al massimo posso metterlo in gara, quello che è sempre successo in tutto il mondo, con le aspettative della moneta. Motivo per cui, per esempio, quando c'era la lira si diceva: vabbè, prendo un tasso di interesse un pochettino più alto dall'altra parte, perché mi serve a pareggiare il fatto che dall'altra parte mi aspetto che su alcune monete ci sia una differenza di cambio alla scadenza. Ma se il cambio è lo stesso, perché tutto è euro, non dovrebbe esserci nessuna differenza. Titolo di Stato portoghese totalmente uguale dal titolo di Stato tedesco, perché il tasso di interesse dovrebbe essere sempre quello lì, e la moneta ovviamente in cui è espressa pure, per cui che differenza c'è? È certo che però se io faccio partire, questo è stato da una parte una cosa geniale, dall'altra parte una cosa criminale, se io dico che a un certo punto però un titolo di Stato all'interno dell'area euro è più sicuro di un altro, allora capite che aggiungo quello che si chiama premio per il rischio. Dico: ma scusa, se a un certo punto questi si svegliano e dicono che il Portogallo non va più bene, no? O similare, che quindi non ti rimborso il titolo di Stato portoghese, aspetta, a me, guarda, a parità di altre condizioni preferisco prendere il titolo tedesco. Il titolo tedesco, quindi il Bund, è considerato, diciamo, il riferimento, no? Perché comandano loro, quindi in buona sostanza non può succedere che gli altri, no, non può capitare, no? Che giusto per capire di che parliamo, non può capitare che la mattina si sveglia il premier portoghese e quello estone, si mettono lì e dicono: facciamo fallire la Germania, no? No. Questo giusto perché qualcuno ogni tanto ciancia delle cose del tipo: ma noi con l'Unione Europea abbiamo fatto la limitazione di sovranità secondo Costituzione
che purtroppo però per loro la Costituzione dice che la limitazione di sovranità, no, deve essere fatta in condizioni di parità. No? No, non c'è la condizione di parità, ci sono degli azionisti di serie A e degli azionisti di serie B, quindi se la Germania e la Francia vogliono fare qualcosa, questa cosa succede. Se il Belgio e la Lituania vogliono fare un'altra cosa, non succede. No? Quindi, essendo che la Germania, in quanto azionista di maggioranza, decide lei che cosa succede nell'Eurozona, il suo titolo di Stato è considerato quello sicuro. Per cui lo spread si conta sulla differenza del rendimento fra il titolo di Stato tedesco e quello dell'altro paese. La differenza si calcola sul titolo di Stato a 10 anni a tasso fisso, perché è quello più usato, ecco, diciamo così, ma in realtà non c'è un particolare significato, e certo non ce le ha rispetto a paesi che non hanno emissioni di titoli di Stato a decennale significativi da misurare, tipo appunto la Grecia, no? Così, questo tipo, che per la maggior parte dei casi ha un indebitamento diretto nei confronti dell'Unione Europea. Però vabbè, diciamo che fra i paesi diciamo più grandi, normalmente il titolo di Stato, quindi il BTP, per farla facile, a tasso fisso a 10 anni, è quello considerato il più, virgolette, normale. Quindi lo spread si calcola principalmente su questo. Per cui si prende un Bund, titolo di Stato tedesco a tasso fisso, scadenza 10 anni, quindi scadenza da adesso, se uno le mette adesso al 25, scadenza 2035, tasso fisso, e sarà 2%. Come tasso di interesse. Se lo spread con l'Italia o con la Francia è 100 punti, significa che il tasso di interesse è 3%, perché i basis point contano a 100, fanno un 1% di tasso di interesse. Quindi significa che il tasso di interesse del titolo italiano che ha, o francese che ha uno spread a 100, significa che è il 3% rispetto al 2% che è il titolo di Stato tedesco di riferimento. Lo spread fra due paesi invece che non sono la Germania si calcola nello stesso modo, vale a dire, se lo spread italiano nei confronti del titolo tedesco è 100 e quello francese è 105, significa che l'Italia ha un vantaggio rispetto alla Francia di 5 punti, che quindi è 0,05, cioè un qualcosina in più rispetto al titolo di Stato francese. Cosa abbiamo detto? Cosa significa a questo punto lo spread? Beh, significa, a parità di moneta, la possibilità che non ti venga ripagato. È ovvio che stiamo parlando in questo caso di possibilità molto piccole, tant'è vero che lo spread in questo momento della Francia è 77, se non mi ricordo male, e quello dell'Italia è 82, no? Cioè una cosa del genere, quindi sono circa 5 punti, quindi pochissima di differenza su un valore assoluto basso, perché in realtà viene considerato poco probabile, no? L'eventualità che non venga pagato un titolo di Stato francese, voi immaginate cosa vorrebbe dire, no? per la Francia. Ma non è zero. Non è zero, perché evidentemente qualche operatore dice: senti, lì in Francia c'è un casino pazzesco. Macron ha avvitato alla sua sedia, i governi se ne fumano uno dopo l'altro. Oggi salterà per aria anche il governo Bayrou, sono in piedi soltanto con dei deficit clamorosi che vengono fatti dal governo, perché sennò altrimenti c'è la rivoluzione per le strade, e ciò nonostante il paese non cresce, e non solo, il deficit commerciale, quindi quella cosa che vi ho sempre detto, la differenza tra quanto uno importa e quanto esporta, è molto ampia. E il risultato che cos'è? Che ahimè per i francesi loro sono in doppio deficit, sia un deficit fortissimo di spesa rispetto agli incassi dello Stato, sia dalle importazioni rispetto alle esportazioni. E quindi a un certo punto qualcuno dice: ma senti un po', ma io di fronte a questo casino, è vero che
che la Francia è la Francia e che quindi è assurdo anche solo immaginare che la Francia non ripaghi il suo debito. È vero che quello che ha la possibilità di chiudere tutti gli spread, vale a dire la Banca Centrale Europea, è in mano alla francese. Per cui potrà mai succedere, no, che si lascia far saltare per aria la Francia? Probabilmente no. Quindi è molto piccola la possibilità. Però io mi immagino già nelle sale operative qualcuno che dice: ma supponiamo che questi politicamente non ne vengono fuori e l'aspetto e la situazione economica va ancora a peggiorare. Supponiamo che a questo punto, con la situazione economica che va ancora a peggiorare, vince la Le Pen. Ma a quel punto c'è forse qualcuno che mi garantisce che il secondo dopo che la Le Pen, Bardella, Rassemblement National che ha vinto, non ci sia da qualche parte, in qualche palazzo, la voglia pazza di dire devono fallire questi qua perché così tutti devono vedere che se per caso arriva il governo sovranista in Francia, esso fallisce e quindi la Banca Centrale Europea non aiuta, non entra in gioco, non viene in soccorso della Francia e anzi magari gode un po' nel far salire lo spread per prendere per il collo la Le Pen, così come fu con Berlusconi e l'Italia nel 2011. Ma forse questo scenario non è zero. Essendo che questo scenario non è zero, io magari posso anche pensare che tanto non succede, no, che fanno saltare la Francia, ma se le cose peggiorano, io in questo momento ho puntato su uno spread che in questo momento è a 70, magari mi basterebbe vederlo a 140 e io ho fatto il 100% sul mio investimento, no? Dal punto di vista percentuale. E allora a un certo punto con dei prodotti derivati o similari io prendo e comincio a sistemarmi in questo modo. Perché l'Italia invece in questo momento è al riparo? Beh, ma l'Italia era al riparo sin da dopo la famigerata cura Monti, cioè il fatto di averci inflitto quel disastro economico, no, fatto da Monti, ha quantomeno però portato un risultato, che noi eravamo tanto nella cacca, cioè avevamo eravamo andati così in recessione che bene o male noi in questo momento da tempo stiamo vivendo al di sotto delle nostre possibilità, cioè noi stiamo comprando molto poco dei beni esteri, mentre invece il resto del mondo cresce e compra i nostri di beni. Quindi il risultato che cos'è? Che noi siamo in saldo positivo di bilancia commerciale da tanto tempo. Perché facciamo austerità? Sì. Ci fa dei danni? Sì. All'interno di questi danni uno però dei vantaggi è che non siamo più ricattabili da quel lato lì. Perché? Perché essendo che siamo in saldo positivo di bilancia commerciale significa che ogni giorno che passa entrano in cassa soldi all'Italia, perché se tu esporti di più di quello che importi, allora a quel punto è evidente che entra valuta, no, italiana, entra valuta estera in Italia. Questo succede per le esportazioni, ma succede anche per il turismo, cioè significa che ogni americano che in questo momento è lì a Campo dei Fiori a mangiarsi la carbonara, paga il conto, sono dollari che vengono cambiati in euro e arrivano nelle casse, in questo caso del ristoratore, dei camerieri, dei cuochi, no? E così questo tipo del ristorante in Campo dei Fiori e quindi diciamo nel sistema italiano. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Se c'è una situazione tale per cui entra denaro, è un po' complicato prendere per il collo quel paese tagliandogli i rubinetti, perché tu BCE puoi anche tagliare i rubinetti, ma tanto il denaro sta entrando da altre parti. Per cui in questo momento noi, nella nostra situazione di blocco economico, di mancata crescita e cose di questo tipo che dura praticamente da un sacco di anni, paradossalmente siamo meno vulnerabili rispetto alla Francia medesima. E quindi gli operatori che sono razionali, cioè gli operatori sul mercato non sono guidati da chissà che cosa. Semplicemente stanno ragionando che, diciamo, di qui ai prossimi tempi è più probabile che la Francia sia nei casini rispetto che l'Italia. E quindi la scelta di questo governo di fare i prudenti non mi vede d'accordo, lo sapete benissimo, io avrei fatto molti più investimenti perché secondo me noi in questo momento abbiamo bisogno della crescita come del pane da mangiare, però un aspetto positivo ce l'ha, cioè la stabilità oggettivamente porta dei vantaggi, e quando uno dice ma cosa cambia per i cittadini? Beh, cambia nel senso che se tu sei ricattabile, come è stato il caso del governo Monti, e non hai né il coraggio né la possibilità di fare la cosa giusta, vale a dire uscirsene dall'euro, perché se ti ricattano significa che tu cedi al ricatto, no? E in parte lo spread racchiude anche questa possibilità, perché a un certo punto uno dice, beh, all'interno dell'area euro le possibilità sono due: o se tu vai in crisi, o succede come la Grecia, vale a dire che ti tagliano il valore dei titoli di Stato, oppure se tu non vuoi sottostare alla dura medicina, le regole, il nuovo Monti, il Monten o chi sia, beh, la scelta, la possibilità è una: prendi e riprendi la tua sovranità monetaria e te ne vai fuori. A quel punto ti si aprirebbero gli occhi e scopri che non muori, no? E l'unica cosa è che ovviamente il tuo debito poi tu lo ripaghi con la tua moneta. E allora a quel punto gli operatori cosa fanno? Ragionano quale potrebbe essere la differenza di valore fra la tua moneta e l'euro. E infatti lo spread a un certo punto, nelle situazioni massime di crisi, rifletteva questa possibilità. A un certo punto, quando uno dice vabbè, lo spread a 300, per intendersi, quello quando eravamo al governo all'inizio con i 5 Stelle, c'era lo spread a 300, dicevano che era colpa mia. Lo spread a 300 era perché in quel momento il mercato valutava che se anche noi a un certo punto si andasse a guerra totale nei confronti dell'Unione Europea, e col 5 Stelle, chi ha letto il mio libro sa perfettamente che questa possibilità, ahimè, non c'era. Altrimenti, se l'Italia riprende la lira rispetto all'euro, è possibile che la nuova lira rispetto all'euro sia svalutata del 30%. Secondo me assolutamente non è così. Ma magari, cioè, mi verrebbe da dire, cioè, li schianteremmo tutti con le esportazioni. Invece, però, insomma, all'epoca i cosiddetti mercati, aiutati dalla banca centrale, valutavano questo come possibilità, motivo per cui lo spread era 300. Ma era anche il motivo per cui io dicevo ai miei compagni di maggioranza all'epoca, dicevo, guardate che sopra questo non possono andare, perché nessuno sano di mente può pensare che se anche noi riprendiamo la lira svaluta di più del 30% rispetto all'euro. Per cui il livello è questo: siamo in surplus commerciale, quindi i soldi entrano, non possono fare niente di più di così.
Ecco, in questo momento poi a continuo surplus commerciale e peggioramento degli altri, quindi peggioramento della Francia, peggioramento della Germania, cose di questo tipo, anche l'operatore più scettico nei confronti dell'Italia sa che se per caso noi domani schiocchiamo le dita e tutti riprendiamo la nostra moneta, la lira non svaluta rispetto al franco francese. So simple, cioè la Francia con la sua moneta in questo momento probabilmente il franco svaluterebbe nei confronti della lira, lo sanno tutti, e quindi anche in questo caso non ci sono motivi per comprare il titolo di Stato francese rispetto all'italiano, perché anche nell'eventualità di una dissoluzione dell'Eurozona, cosa ovviamente non semplice, la Francia non sarebbe messa meglio rispetto all'Italia. In questo momento l'unico vantaggio che ha la Francia rispetto all'Italia è il controllo della Banca Centrale Europea. Altrimenti non, e il suo peso ovviamente come secondo azionista all'interno dell'Unione Europea medesimo. Per cui in un modo o nell'altro i motivi per i differenti valori sono questi. Questo cosa significa? Significa che stiamo facendo benissimo? No, non significa che stiamo facendo benissimo, stiamo facendo meglio degli altri, ma tutto sommato nelle partite va così, cioè non è che conta tanto quanto tu stai giocando bene, ma se tu giochi meglio o peggio degli altri. Motivo per cui non puoi considerare la tua performance economica senza contare come vanno quelli che ti stanno vicini, perché è ovvio che ti influenzano, no? Se tu stai facendo meglio della Francia è una cosa, se tu invece a fronte di tutti che vanno male sei l'unico che va bene, sei un fenomeno, no? In questo caso non siamo dei fenomeni, ma stiamo andando meglio rispetto a qualcuno dei vicini, motivo per cui il nostro spread sta andando vicino a quello francese. E adesso ultima chiosa per dire cosa può fare la Banca Centrale. Beh, la Banca Centrale volendo può fare quello che vuole, ma soltanto da un lato. La Banca Centrale può abbassare tutti gli spread, perché? Ma molto semplice. Se la Banca Centrale domani volesse portare a zero lo spread della Francia, beh, potrebbe farlo così. Potrebbe anche semplicemente dirlo, cioè basta che dice ma io non tollererò che gli spread siano superiori a 0, 10, qualcosa del genere, il mercato si adegua. Perché? Perché la Banca Centrale è credibile nel mantenere la sua promessa di abbassare gli spread, per un motivo semplice, che può creare denaro dal nulla e con quel denaro creato dal nulla comprare titoli di Stato francesi. Per cui domani, se volesse, la Banca Centrale Europea arriva e compra tutti i titoli di Stato francesi che ci sono fino ad azzerare lo spread, no? Anche a mandarlo in negativo. Può farlo? Sì, potrebbe farlo. Non lo fa perché ovviamente sarebbe così palese, no? Far vedere che il gioco è truccato e che quindi dipende da chi è in quel momento nella stanza dei bottoni il tuo destino, e se tu sei l'Italia e ti vogliono far saltare per aria, allora blocco gli acquisti come fece all'epoca Draghi e come non nessuno mosse un dito quando lo spread era 500, no? Se invece le cose cominciano ad andare male anche per la Francia, allora whatever it takes, no? E così via. Quantitative easing, compriamo i titoli di Stato, no? E così via. Il risultato, arrivano gli acquisti della Banca Centrale e i titoli di Stato magicamente salgono di valore e gli spread quindi si possono azzerare. Per cui la Banca Centrale può intervenire. Cosa sta facendo in questo momento la Banca Centrale per non farsi capire che sta cercando di aiutare la Francia? Beh, in questo momento la Banca Centrale sta riducendo il portafoglio di titoli che ha comprato ai tempi appunto del quantitative easing, quindi di quando comprava titoli di Stato. Allora cosa fa? Quando arrivano a scadenza non li rinnova. Però è ovvio che le scadenze potrebbero essere totalmente sballate, può essere che magari di uno Stato scadono tutti a novembre, no? E così via. Allora loro devono cercare di mantenere
per evitare casini, cioè devono cercare di mantenere un livello diciamo stabile, no, di cessioni o quantomeno di riduzione del portafoglio, per cui loro possono tranquillamente movimentare il portafoglio titoli, comprando e vendendo titoli che hanno in portafoglio, in modo tale da mantenere regolare questo livello di disinvestimento di titoli. Nel fare così devono mantenere, sempre per evitare di far capire che ci sono delle differenze, devono mantenere la cosiddetta capital key, cioè vale a dire, quando compravano i titoli di Stato dovevano comprarli in proporzione alle dimensioni dei paesi dell'Eurozona, quindi compravano più titoli tedeschi anche se non c'era bisogno, motivo per cui il tasso di interesse andava negativo, che è una follia, cioè, questo è giusto per capire in che nave dei pazzi siamo, e poi via a scendere, no, i francesi come secondi, l'Italia terzi, Spagna quarti, no, e via andare. Quindi devono mantenere quelle proporzioni. E però allora cosa stanno facendo? Che quando la Francia è più in difficoltà, magicamente, proprio nei mesi in cui si vede che era più tirato, paradossalmente si vede che di vendite di titoli francesi non ce ne sono, quindi ha venduto la banca centrale titoli o ha lasciato scadere, chiamiamola come vogliamo, ma il meccanismo è che in portafoglio, diciamo, riducono i loro quantitativi. Si riducono il quantitativo dei titoli tedeschi, si riduce il quantitativo dei titoli italiani, non si è ridotto nel mese scorso il quantitativo di titoli francesi. Sarà un caso? Secondo me no. Quindi in questo momento la signora Lagarde probabilmente sta facendo questi trucchi da peracottara per cercare di non infierire sui titoli francesi, perché sennò altrimenti le cose sarebbero pure peggio. Bisogna vedere fino a che punto riesce ad andare avanti, secondo me non riesce ad andare avanti più di tanto, ma il risultato però sarà solo uno, che in questo momento salterà il governo Bayrou, che aveva proposto la cura Monti in minimo, no? E arriverà un altro che farà lo stesso deficit, 6%, 7%. A quel punto la domanda che ci dobbiamo porre noi è: ok, va bene il vantaggio di avere lo spread, ma se i tedeschi continuano con gli aiuti di Stato, se i francesi continuano col deficit e così via, noi vogliamo aumentare un pochettino i nostri investimenti o l'immissione di denaro nel sistema economico, oppure continuiamo a bearci del fatto di essere i primi della classe? È un vantaggio, certo, è evidente. Cioè, in questo momento, se fossimo noi al posto della Francia, ci avrebbero mandato Monti bis, no? E non è la stessa cosa essere a fare una finanziaria come adesso ci apprestiamo, dove si decide dove tagliare le tasse, si litiga su dove tagliare le tasse, rispetto all'arrivo di un Monti che invece ti dice: allora, prima cosa, catasto e tassa sulla prima casa, così come ha fatto lui, no? IMU. Quindi si mette... La volta che arriva a Monti, la prima cosa che fa è questa, allora catasto, quindi si riallinea il valore di tutte le case, dopodiché, una volta che ho il valore di tutte le case, tutti tassati la prima casa, dal miserando al miliardario, no? Quindi tutti prendono, però hai una casa e io te la stratasso. E tu alzi la mano e dici: ma scusa, ma la casa non mi sta dando un reddito, perché è quella dove ci abito io, la prima casa. Non me ne frega niente, è ricchezza. Quindi tu italiano paga, che è la stessa cosa che, giusto per far capire, che cerca di far passare quel simpatico soggetto che ogni tanto chi va su X a guardare magari ha imparato a conoscere, tale Robin Brooks, no? Questa specie di economista che ha un disco rotto, dice: bisogna tassare l'Italia, no? Non è tanto un problema della Francia, bisogna tassare l'Italia, e tasse le fanno così. E l'altra cosa che faranno è Fornero bis, quindi significa: allora arriva fine anno, voi dovreste aumentare, diciamo, adeguare tutte le pensioni all'inflazione. Semplice, bloccate tutto, non si adegua. E quindi è molto semplice: se tu alla massa di pensioni che vengono pagate, invece di rivalutarle del 2%, del 3%, le rivaluti di 0, caspita, per lo Stato sono molti soldi in meno da pagare, quindi soldi in meno da pagare da una parte, tasse in più che arrivano dalla casa dall'altra. Questa sarebbe la finanziaria di Monti 2. Invece, fortunatamente, grazie a questa stabilità, noi possiamo arrivare adesso alla legge di bilancio, dove uno litiga perché dice facciamo la rottamazione delle cartelle, l'altro dice ma abbassiamo le aliquote. Si può anche dire ovviamente facciamo tutte e due, e forse è la cosa giusta. Quindi non è la stessa cosa, ecco, cioè questa stabilità un po' di vantaggio ce lo sta dando, ma dall'altra parte
tenuto presente che gli altri sono messi così male, secondo me, io continuo a dirlo, un po' di coraggio ci farebbe bene, perché io credo che ci sia assolutamente bisogno di mettere in circolo un po' più di denaro, perché va bene non essere abituati a non crescere, ma prima o poi insomma dobbiamo darci una svolta. Comunque questo è più o meno la situazione del perché si sta parlando e perché è epocale questa situazione in cui lo spread italiano è uguale o quasi uguale a quello francese. Adesso vediamo se quando ci sarà il sorpasso cambia niente, cioè 2 punti in più e meno non serve niente, ma dal punto di vista simbolico ovviamente potrebbe essere una cosa molto, molto significativa e importante. E poi vediamo che succede in casa francese. Grazie. Alla prossima. Avete ascoltato Scuola di Magia.